Incidente mortale oggi ad Agrigento all'uscita della galleria Spinasanta. Perde la vita un ex pensionato della provincia regionale di Agrigento e Francesco Rizzo Zangali, di 72 anni, travolti da un'auto in corsa. Sit-in ieri sera davanti al municipio dell'area progressista agrigentina contro la gestione di Agrigento Capitale della Cultura da parte del sindaco e della sua amministrazione comunale. Si chiede più trasparenza. Interrogazione parlamentare al ministro Salvini dell'onorevole Ida Carmina. Da 7 anni i lavori del viadotto Maddalusa sono ancora incompleti. Il consigliere comunale Pasquale Spataro lascia la Democrazia Cristiana e aderisce al partito della Meloni. Convegno regionale ad Agrigento della FIMP, Federazione Pediatri Siciliani, Arte, Cultura e Pediatria. Nuova tappa delle vie del cibo della lunga vita a Cammarata, promosso dalla SMAP in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura. Esordio stagionale di Coppa Italia dell'Agragas impegnata ad Aragona. Il Cassum Favara incontra domani in casa il Milazzo. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi sabato 20 settembre. Apriamo la notizia con un incidente mortale, un dramma ad Agrigento. Un 72enne è morto in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina all'uscita della galleria Spinasanta lungo la strada provinciale 118. Stiamo vedendo appunto le immagini del luogo. La vittima è Francesco Rizzo Zangali, ex impiegato della provincia regionale di Agrigento in pensione. L'uomo era a bordo di una Fiat 600 in compagnia della moglie quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbero stati travolti da un veicolo in corsa. Secondo le primissime informazioni, l'auto dei coniugi era ferma sul ciglio della strada. L'impatto è stato devastante. Per il 72enne non c'è stato nulla da fare. Feriti anche la moglie e il conducente dell'Audi. Entrambi sono fuori pericolo, ma il ragazzo è sotto shock. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, i vigili del fuoco e il personale del 118. Secondo prime informazioni, l'auto dei coniugi era ferma sul ciglio della strada. L'impatto è stato devastante. Per il 72enne non c'è stato nulla da fare. Feriti la moglie e il conducente dell'Audi, entrambi però sono fuori pericolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, i vigili del fuoco e il 118. Un 50enne agrigentino è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dopo essere stato ferito con un coltello. Non versa, per sua fortuna, in gravi condizioni. È nel quartiere di Villa Seta che durante le ore notturne è scoppiata la baruffa per motivi sconosciuti, forse una lite fra due persone. Ad avere la peggio è stato di fatto accoltellato è stato il 50enne. Sul fatto sono state avviate le indagini da parte dei poliziotti della sezione volanti e della squadra mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento per cercare di ricostruire cosa abbia innescato il diverbio, ben presto trasformatosi appunto in un accoltellamento. Sit-in ieri in piazza Municipio dell'area progressista per denunciare quanto di negativo ha fatto l'amministrazione comunale di Agrigento, in particolare sulla gestione di Agrigento 2025. Tra i rappresentanti dell'area progressista Onofrio Dispenza, segretario del circolo PD Giunti Nino Cuffaro, per il Movimento 5 Stelle Gino Buscemi, oltre ad altri esponenti di movimenti locali. Ci sono le interviste che noi abbiamo fatto durante il sit-in. Un sit-in oggi organizzato qui davanti al comune di Agrigento dell'area progressista. Ecco, perché questa manifestazione? Perché noi diciamo basta a un modo di amministrare la città che è all'insegna di tutti i disvalori. Noi vogliamo che la città sia amministrata nella massima trasparenza, nella legalità e che si inverta la tendenza, perché così come siamo messi Agrigento finisce in un burrone. Nel 2025 avevamo una grande occasione, è stata sprecata. Noi vogliamo raccogliere i cocci di questa amministrazione e delle famiglie politiche che hanno comandato in questa città e vogliamo cambiare rotta e credo che insieme potremmo farcela. Ora anche il dossier della Corte dei Conti.
Sì, siamo curiosi di sapere come risponderà l'amministrazione Micichè a questo jacuzzi della Corte dei Conti. Siamo molto curiosi perché secondo me si arrampicano sugli specchi e arrampicandosi sugli specchi si cade. In vista del prossimo appuntamento elettorale cosa farete? Faremo una squadra per presentarci alle elezioni, per andare in consiglio comunale. Abbiamo già un programma di governo della città che presenteremo molto presto. Vi aspettavate più gente a questo evento? Noi ci aspettiamo più gente nelle urne. Il PD col Circolo Giunti di Agrigento è presente a questo sit-in dell'area progressista? Sì, è una manifestazione a cui abbiamo invitato tutti i cittadini in seguito ad una gestione sempre più disastrosa degli eventi che riguardano Agrigento, capitale della cultura. L'ultimo fatto rilevante è quello della Corte dei Conti, che rileva una situazione assolutamente impietosa. Disorganizzazione, confusione, mancanza di controlli, rendiconti che arrivano tardivamente, mancanza di efficacia degli eventi, della misurazione dell'efficacia degli eventi, intendendo per efficacia la partecipazione ai singoli eventi, la soddisfazione delle persone che partecipano e i movimenti turistici che avrebbero dovuto, incrementare le presenze in provincia di Agrigento. Invece il dato sconfortante è che invece le presenze turistiche ad Agrigento calano. Segno quindi di una gestione che è assolutamente controcorrente rispetto alle aspettative della città. Le aspettative in vista del prossimo evento elettorale, ricordiamo che tra qualche mese si andrà a votare, e con l'area progressista cosa propone? Ma noi abbiamo già costituito un'area molto ampia, mettendo assieme un cartello di opposizione che vede assieme partiti e associazioni. Il nostro obiettivo è di mettere in evidenza che ad Agrigento esiste un'opinione pubblica diversa, una città diversa, che è assolutamente stanca della crisi idrica, della sporcizia che c'è in giro per la città, della mancanza di manutenzione delle strade, della gestione amministrativa particolaristica e clientelare che è sotto gli occhi di tutti. Vero è che ora c'era scritto nero su bianco la Corte dei Conti, ma che ci fossero disfunzioni, che ci fossero spese pazze, che ci fossero discrepanze fra il programma che è stato presentato e gli eventi che poi sono stati effettivamente realizzati era qualcosa di estremamente chiaro. Arriva solo il timbro ora della Corte dei Conti. Vedremo come risponderanno, ma indipendentemente dalle risposte che potrà dare il Comune e la Fondazione, c'è un dato di fatto di un evento che purtroppo è diventato una sorta di grande manciata clientelare per amici e per clientele, ma non ha valorizzato la città e soprattutto purtroppo per una serie di incidenti assolutamente grossolani hanno dato di Agrigento un'immagine molto negativa. Pensiamo agli strafalcioni sulla segnaletica, alla questione dei tombini, pensiamo anche al teatro Pirandello che era inagibile nel momento in cui arrivava il Presidente della Repubblica, pensiamo a eventi che sono andati deserti, quindi una serie di circostanze che purtroppo non hanno giovato alla città e paradossalmente quello che doveva essere un evento fondamentale di rilancio della città è diventato un boomerang perché ha dato di Agrigento un'immagine negativa di fronte all'opinione pubblica nazionale e internazionale. Italia Viva, siamo con l'area progressista, siamo qua per questa protesta perché vogliamo trasparenza. Agrigento capitale della cultura doveva essere una grande opportunità alla quale io avevo creduto. In realtà è stato un boomerang, adesso anche la Corte dei Conti interviene, noi vogliamo trasparenza. Molti cittadini agrigentini si sono svegliati e hanno dimostrato tanta attenzione nei confronti di chi li amministra, quindi è una serata importante per far capire che c'è chi è dietro le quinte che si muove nell'interesse della comunità. Un'interrogazione parlamentare presentata al ministro Salvini da parte dell'onorevole Ida Carmina sui 7 anni dall'inizio dei lavori del viadotto Maddalusa e ancora purtroppo sono fermi, causando notevoli disagi per gli automobilisti. Sentiamo la parlamentare Ida Carmina. Nei giorni scorsi ho presentato interrogazione parlamentare in merito alla chiusura del viadotto Maddalusa, questo sul fiume Acracas di poche decine di metri, perché oggi è il suo anniversario, il 20 settembre del 2018 è stato chiuso, sono trascorsi 7 anni, ancora non si parla di alcuna
attività di manutenzione, come vedete tutto fermo, interrotto, mentre gli utenti della strada in provenienza Porto Empedocle per collegarsi ad Agrigento devono fare una deviazione molto pericolosa, passare ad un sottopasso sterrato e rimettersi in un rettilineo veloce e spesso illuminato. Ma ci deve scappare proprio il morto prima che si vada a provvedere? Perché tutto è fermo? Spero che il ministro Salvini mi dia velocemente risposta, una risposta più veloce di quella che sta impiegando a realizzare i lavori. Il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, ha ufficializzato il suo passaggio dal gruppo della Democrazia Cristiana a quello di Fratelli d'Italia. Pasquale Spataro ha scelto di aderire al partito della Meloni al fine di rafforzare la sua rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale di Agrigento, una defezione per il partito di Cuffaro che riduce la sua presenza al Consiglio Comunale. La scelta di Spataro, eletto, ricordiamo, nelle liste di Onda, che faceva riferimento a parlamentare licatese onorevole Carmelo Purlara, si inserisce nell'ambito di un quadro politico locale in continuo fermento in vista delle prossime elezioni amministrative che interessano la nostra città nella primavera del 2026. E si è svolta in prefettura ad Agrigento la cerimonia di consegna della medaglia d'onore alla memoria del signor Gaetano Casino Papia, nativo di Agrigento e deportato in Germania dal 24 settembre del 43 al 5 agosto del 45. L'evento, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, l'iniziativa del Presidente della Repubblica Mattarella. Ha seguito per noi l'evento il collega Davide Sardo. Un segno di memoria che diventa giustizia. Nella prefettura di Agrigento è stata consegnata la medaglia d'onore alla memoria di Gaetano Casino Papia, nativo nel capoluogo, deportato in Germania tra il 1943 ed il 1945. Un riconoscimento voluto dal Presidente della Repubblica per rendere omaggio ai cittadini italiani, militari e civili internati nei lager nazisti e costretti al lavoro coatto. La cerimonia si inserisce nel percorso tracciato dalla legge che ha istituito la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, in programma ogni 20 settembre. Un atto di memoria che diventa eredità morale per nuove generazioni. Innanzitutto io volevo soltanto un ricordo di quello che è stata una scelta dolorosa ma coraggiosa di tanti giovani, oltre a mio padre, che hanno scelto di non aderire al fascismo, di combattere una resistenza passiva e poi sono stati puniti, presi in Grecia, trasportati nei carri tedeschi fino in Germania, attraversando la Russia, e lì hanno passato 2 anni nei campi di concentramento, trattati come schiavi di Hitler, cioè utilizzati esclusivamente come manodopera, degradati dal loro stato militare e utilizzati nelle industrie belliche. Quello è un segno di una eredità che abbiamo avuto in famiglia, dai suoi racconti, dalla sua solitudine che è rimasta, che lo ha segnato, perché è un ragazzo che parte a 19 anni e vive questa esperienza, è traumatizzato. Bene, loro hanno fatto una scelta, oggi tocca a noi, secondo me, continuare una scelta. Sì, l'importanza è dovuta al fatto che il governo italiano ha voluto istituire proprio con una legge del gennaio proprio di quest'anno la giornata dedicata proprio agli italiani internati nei campi di prigionia nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi il Presidente della Repubblica poi, a cascata, a seguito di questa importante introduzione normativa, ha conferito proprio le medaglie d'onore a tutti gli italiani che risultarono in quel periodo internati nei campi di prigionia. Noi abbiamo avuto anche un concittadino agrigentino, quindi abbiamo dovuto necessariamente, ho sentito proprio il preciso dovere di creare questo momento in prefettura di consegna di questo riconoscimento. Riconoscimento che poi è stato consegnato alla figlia del signor Casino Papia Gaetano, che proprio in quel periodo ha tribolato, ha sofferto e con coraggio ha vissuto
quel momento tragico per la nostra istituzione. Tra l'altro io poi negli approfondimenti ho potuto rilevare che è stato un dipendente del Ministero dell'Interno, quindi ancora di più ho voluto suggellare questo momento qui nella sede istituzionale governativa per questi due motivi che ho appena riferito. Quindi è stato un momento molto sobrio, simbolico, però è molto sentito. La partecipazione dell'apparato istituzionale composto dai rappresentanti delle forze di polizia, dal sindaco del comune di Agrigento, dalla presidente del Libero Consorzio, ecco, ha fatto sì che veramente questo momento riunisse tutti i crismi di un momento di condivisione del territorio. Poi anche l'ANPI ha voluto partecipare a questo momento proprio perché il signor Cassino Papia Gaetano è stato anche molto impegnato nell'ambito sociale. Quindi questo è un motivo ancora di più di orgoglio e motivo per cui abbiamo sentito il preciso dovere, io in prima persona, a realizzare questo momento di condivisione e di riconoscimento nei confronti di questo cittadino di cui tutti dobbiamo andare fieri. A distanza di 14 anni dalla scomparsa di Paola Casali continuano le indagini da parte della Procura della Repubblica di Agrigento guidata dal procuratore Giovanni Di Leo. Ieri è stato convocato l'unico indagato del procedimento, un 60enne originario siciliano, da anni residente nell'Aretino, sul quale sin dall'inizio si sono concentrati i sospetti degli investigatori. L'uomo da subito aveva negato di conoscere la donna, ma messo alle strette dai tabulati telefonici e dalla sua contestuale presenza nel luogo e nel giorno della scomparsa, che avvenne il 20 febbraio del 2011, cambiò versione affermando di conoscere Paola Casali, che state vedendo nella foto, ma di non avere con lei nessuna relazione. Sono ancora tanti gli aspetti che non convincono gli inquirenti, per questo i pubblici ministeri agrigentini hanno convocato l'uomo, che si è presentato insieme al suo difensore di fiducia, trincerandosi però dietro la facoltà che la legge attribuisce a un indagato di non rispondere alle domande. Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Agrigento, che continuano. Nei prossimi giorni verranno ascoltate altre persone informate sui fatti. Al via ieri ad Agrigento la 3 giorni del convegno regionale della FIMP, Federazione Italiana Pediatri Siciliani, che hanno scelto la nostra città proprio per l'occasione di Agrigento, capitale della cultura. Ad aprire i lavori è stato il segretario regionale Tito Barba Giovanni. Noi abbiamo seguito l'evento. Presidente, oggi la vostra federazione, la Federazione Siciliana dei Pediatri, si riunisce qui per 3 giorni all'Hotel Caos, anche in coincidenza con il testo del giorno, un programma ricco con tanti aspetti. Di cosa parlerete? Ma guarda, l'occasione effettivamente è venuta di farlo qui ad Agrigento per l'occasione di Agrigento capitale della cultura del 2025, e quindi anche il titolo nostro è diventato evocativo: arte, cultura e pediatria. Lasciamo perdere arte e cultura, che comunque abbiamo trovato dei nessi di causalità anche con la nostra attività, ma poi la pediatria. Qua si discuterà tutto quello che gli aspetti della pediatria siciliana, dagli aspetti scientifici agli aspetti organizzativi di aggiornamento che si possono immaginare. In 3 giorni tutti questi argomenti, ci sono delle tavole rotonde su questi argomenti. I pediatri trovano interessante che si parli un po' anche del futuro della pediatria, e in un momento cruciale si parla di piano ospedaliero, quindi noi abbiamo un po' rapporti con tutto il mondo della sanità e discuteremo in questi giorni se vengono fuori spunti anche interessanti. Ecco, qual è lo stato della situazione dei pediatri in Sicilia? Ma devo dire che in Sicilia, anche contrariamente ad altre parti, in Sicilia c'è un momento anche buono. Abbiamo purtroppo una grossa denatalità, uno spopolamento che porta a diminuire un po' il numero dei pediatri, però abbiamo cambiato un po' l'accordo regionale per cercare di perimetrare meglio il numero dei pediatri negli ambienti siciliani, e questo ci siamo un po' riusciti. E quindi poi adesso in Sicilia ci sono alcune questioni che riguardano le vaccinazioni, per esempio in particolare c'è qualche ritardo sulle vaccinazioni, e in questa circostanza ne parleremo per portare la Sicilia ai livelli italiani. Quindi comunque gode di ottima salute la pediatria regionale, e non lo dico siamo solo noi, c'è qualche
qualche grafico che sarà proiettato sullo stato di gradimento da parte dei cittadini ed è abbastanza alto. Non c'è una carenza di pediatri? Sì, appunto stavo dicendo prima che c'è un po' una carenza di pediatri, ma entro 15 giorni, un mese, già sono state avviate le procedure per i nuovi bandi e entreranno nuovi pediatri nel territorio. Anche se, ripeto, c'è una questione di denatalità e di spopolamento che certe volte alcuni pediatri inseriti non riescono a ben lavorare perché diminuiscono i bambini. Tuttavia si cerca di tamponare tutte queste situazioni e comunque rendere sempre un servizio ai cittadini interessati. Allora, noi crediamo molto sia come FIMP regionale che nazionale sulla formazione ed è per questo che organizziamo spesso durante l'anno diversi incontri, diversi convegni, diversi congressi a questo scopo. La cosa più importante che noi vorremmo fare scoprire ai nostri iscritti è che ci sono innovazioni sia cliniche, sia scientifiche che tecnologiche di cui oggigiorno noi dobbiamo porre a conoscenza da parte degli iscritti e questo è fondamentale ormai. Ecco, le maggiori problematiche del settore. Ma in realtà problematiche noi viviamo una stagione d'oro perché l'unico problema che ci attanaglia è la denatalità, perché ormai i pediatri stiamo scendendo come numero in provincia da qualche anno adesso a più di 10-15 unità in meno. E quindi la denatalità è il vero problema, ma per il resto dobbiamo dire che operiamo tutti concordi, ci aggiorniamo e siamo molto felici di quello che svolgiamo. Oggi ci saranno qualificati esperti che interverranno su varie tematiche, oltre alla denatalità c'è anche un problema relativo ai vaccini. Allora, i temi sul fuoco sono molti, dalla gestione del cronico, che è un progetto che dobbiamo svolgere meglio, all'effettuazione dei vaccini. Questo lo si deve fare insieme all'ASP di Agrigento e già abbiamo cominciato con un accordo regionale a effettuare le prime vaccinazioni che riguardano il virus respiratorio sinciziale responsabile della bronchiolite e l'antipapillomavirus, che è un vaccino efficacissimo e che riguarda la prevenzione contro il rumore, quindi ci contiamo molto. Il senso della mia presenza qui e della direzione sanitaria è quello di testimoniare la vicinanza dell'azienda sanitaria provinciale ai pediatri di libera scelta. Un ruolo importantissimo nell'assistenza sanitaria perché l'età dell'infanzia e dei bambini è quella l'età diciamo più vulnerabile ed è importante che si lavori in sinergia tra il pediatra di base e l'azienda sanitaria provinciale. Proprio per questo speriamo di poter attivare dei percorsi condivisi nelle strutture che stiamo per creare, che sono le strutture, le case della comunità, dove pensiamo che sia necessaria anche la presenza del medico pediatra. Oggi si celebra questo congresso regionale di pediatria e il titolo la dice tutta: arte, cultura e pediatria. Ecco, sembrerebbero due mondi diversi, l'arte, la cultura e la pediatria, ma non è così, perché praticamente c'è un incontro, perché al centro di tutto c'è la persona con le sue fragilità e in particolare il bambino. Ecco, la pediatria è importante, è una specialità come tutte le altre, ma credo che c'è bisogno di una diagnosi pronta nel bambino, perché lo scompenso nel bambino sia velocemente, quindi bisogna essere bravi a fare diagnosi e quindi terapia. Oggi Agrigento, capitale della pediatria, oltre che capitale della cultura del 25, pediatri siciliani hanno scelto proprio la nostra città. Sì, noi li ringraziamo per questo, perché ecco, è una vicinanza che dimostrano Agrigento capitale della cultura, quindi è un dato positivo, un trend positivo che stiamo avendo. Tanti ordini di diverso spessore hanno preferito quest'anno Agrigento, siamo contenti e speriamo che ecco, Agrigento non perda questo smalto e continui a dare la possibilità ai vari settori, diciamo, sia sanitari che economici, di poter accogliere sempre e portare avanti questo trend anche di turismo, diciamo, culturale, intellettuale e anche nello specifico di ordini di diverso genere
perché ecco, danno un impulso alla città, crescono e migliorano la qualità e danno anche un impulso all'economia. Oggi il mondo della pediatria da Agrigento è per l'occasione anche di Agrigento 2025 per parlare anche delle grandi problematiche del settore. Sì, oggi arte, cultura e pediatria. Anche l'ordine dei pediatri hanno scelto Agrigento come la loro meta per questo meraviglioso evento, questo convegno. Ringrazio Paolo Felice e tutto l'ordine anche dei pediatri nazionale, ringrazio tutti coloro i quali hanno avuto un ruolo fondamentale per questo convegno, anche i vertici dell'ASP, lusingato di ospitare in qualità di primo cittadino e anche in qualità anche di medico questo evento, un evento che a 360 gradi proprio parla di cultura. Continuano gli appuntamenti delle vie del cibo di lunga vita promosso dalla SMAP in collaborazione con l'assessorato regionale dell'agricoltura per la promozione della dieta mediterranea, tappa a Cammarata in occasione della festa di San Giovanni Bosco. Le interviste. Questo è il cuore di Cammarata, Piazza della Vittoria. Sin dal primo giorno dell'amministrazione ci siamo posti il problema di rigenerare il paese, di rigenerare il centro storico, quindi abbiamo voluto porre attenzione a quelli che sono i luoghi di aggregazione, anche dei nostri anziani. Qui c'è il circolo, uno dei circoli più importanti dove i nostri anziani si riuniscono, discutono, parlano, si confrontano, quindi volevamo rendere questa piazza bella, per rendere i cammaratesi orgogliosi del proprio paese, e questo è poi il risultato, una nuova piazza. Gli anziani dicono che ritorna ad un antico splendore. Dopo 200 anni abbiamo anche ricollocato una statua che rappresenta lo stemma di Cammarata, una donna che allatta serpenti, e quindi ecco Cammarata che si presenta come paese rigenerato, e con i cammaratesi, i nostri anziani, i nostri centenari, orgogliosi di viverla e di custodirla. Il grande segreto della lunga vita a Cammarata è quello che l'alimentazione delle nostre nonne è diventato il menù dei nostri ristoranti. Chi viene a Cammarata può mangiare prodotti a chilometro zero, prodotti naturali. Ciò che la terra produce, i nostri ristoratori sono bravi a trasformare in piatti eccellenti, che da tutta la Sicilia, da tutta la provincia gradiscono e quindi vengono a Cammarata. Non mi spavento perché ho 100 anni, però quando la gente mi domanda, no? Qual è il segreto? Rosina, quando ne hai? Un laio mai puntato. Bravo! Quando me ne vai in campagna veramente mi sollevo di più. Poi me ne viene qua, non faccio niente e stai male. In campagna che cosa faccio? E se c'è di tirare l'erba la tiriamo con le mani, oppure quando c'è di cogliere i favi, che a Capadore cominciano i favi, bisogna raccogliere con tutte le scocce. E poi quando ci sono le verdure bisogna irle a fare. Ecco, non accattiamo niente quando siamo in campagna. Ho la fortuna di quando c'era mio padre, di quando c'era mio marito. Ora ci sono i miei figli che hanno uno del tutto. Tutte le cose nuove. Ora comincia il pomodoro, di fave si mangia fave, tempo d'olive si mangiano olive pure. Siamo che ci viene dicendo, è così. Ecco. Bravo. Da 2 anni che il nostro comune ha inaugurato la sagra della Guascedra a Faccia di Vecchia. Noi usiamo il lievito madre, in siciliano lo chiamiamo crescente. La farina che utilizziamo è quella di grano duro, proprio quella del pane, perché è fatta con farina, lievito madre, acqua e sale, e poi condita con cipolla, formaggio, salsa di pomodoro e le acciughe. A Faccia di Vecchia perché
Il procedimento della cottura è proprio una cosa veloce. L'aspetto che le dà è rustico, non è una cosa elegante da vedere, è una cosa antica. E quindi da lì nasce il nome di vecchio. Non in senso dispregiativo, non è quello. Però riportiamo il termine di una volta. Prima era l'antipasto del pane. Cosa facevano le nostre nonne? Impasciavano il pane, prima di imbornare il pane prendevano 2 pani, li mettevano così a forma rotonda e le imbornavano, e questo era l'antipasto. Lo facciamo tuttora sempre, fa parte della tradizione culinaria di Cammarata. Linea alla regia per la pubblicità. E in occasione del 35° anniversario dell'uccisione del giudice Rosario Livatino, l'Istituto Comprensivo Anna Frank ha organizzato la cerimonia di commemorazione dal titolo Rosario Livatino, testimone della coerenza. Si svolgerà martedì 23 settembre alle ore 9 del mattino nella sede centrale della scuola Anna Frank in via Matteo Cimarra. A porgere i saluti alle autorità presenti sarà il dirigente scolastico Alfio Russo. Durante la cerimonia il dottor Salvatore Cardinale, presidente emerito della Corte d'Appello di Caltanissetta, e il dottor Francesco Provenzano, magistrato del Tribunale di Agrigento, colleghi di lavoro del giudice ucciso barbaramente dalla mafia, interverranno per rendere testimonianza sulla figura di Rosario Livatino. Nel corso della cerimonia sarà anche scoperta una targa per l'intitolazione del giardino interno della scuola Anna Frank quale giardino della legalità Rosario Livatino. 700 milioni di fondi europei per le imprese e gli enti del terzo settore, ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Oltre 700 milioni di euro di fondi europei e nazionali a disposizione di imprese, enti locali e terzo settore. La Regione Siciliana ha presentato a Trapani i bandi attivi dei programmi FESR e FSC 2021-2027 nell'ambito del ciclo di incontri territoriali Opportunità Coesione. All'incontro hanno partecipato dirigenti e funzionari dei dipartimenti regionali che hanno illustrato le opportunità di finanziamento per digitalizzazione, innovazione, start-up, turismo, ambiente ed energia. Solo dal programma FESR sono disponibili oltre 510 milioni, mentre dall'accordo di coesione circa 200 milioni. Annunciato anche un bando da 90 milioni per la riqualificazione energetica delle imprese. Il comune di Trapani, capofila dell'area urbana funzionale Sicilia occidentale, ha presentato progetti per circa 65 milioni, già avviate con prime selezioni da 25 milioni per mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti, turismo e recupero del patrimonio culturale. L'iniziativa si è articolata in 2 sessioni, una dedicata alle imprese, l'altra agli enti e al terzo settore, con tavoli di approfondimento e dialogo diretto con i referenti regionali. Durante la tappa trapanese sono stati presentati anche l'avviso Targeted Call del programma Italia-Malta, il premio giornalistico L'Europa si racconta e il progetto A Scuola di Open Coesione. Un'occasione concreta per trasformare fondi europei in progetti di sviluppo e coesione, con il coinvolgimento diretto di istituzioni, imprese e cittadini. Il nuovo volume presentato da Franco Angeli nella collana Sport, Cultura e Società, giornalismo sportivo, le nuove narrazioni dei media tradizionali agli e-sport, a cura di Francesco Pila, Roberta Casagrande e Umberto Spaticchia. Il video. Il libro esplora le trasformazioni che stanno ridefinendo il racconto sportivo nell'ecosistema digitale. È un contesto in cui la comunicazione attraversa piattaforme, pubblici, linguaggi che sono in continua evoluzione. È un volume che offre una lettura critica, multidisciplinare di quelli che sono i cambiamenti che investono i media, lo sport e la società. Dalla carta stampata ai social network, dalle fake news alla rappresentazione di genere fino all'affermazione degli sports. È un libro che analizza come la narrazione sportiva si sia evoluta in risposta alla rivoluzione tecnologica e culturale del nostro tempo.
Il giornalismo sportivo ha sempre rappresentato un ambiente prevalentemente maschile, sia nel settore televisivo quanto nella carta stampata. Nonostante le sfide, l'aumento della presenza femminile dimostra che qualcosa sta cambiando, seppur lentamente. Occorre tracciare uno stato dell'arte ben definito affinché ci sia un ambiente più equo per il lavoro giornalistico del futuro. Oggi però il giornalismo sportivo non si confronta soltanto con le realtà dello sport tradizionale, ma accoglie nuove forme di intrattenimento, come gli e-sports. Competizioni digitali organizzate di videogiochi, con sponsor, streamer e un mondo completamente a sé stante. In questo contesto il giornalista si deve confrontare con una nuova realtà, nuovi linguaggi, nuove community, nuovi modi di comunicare. Ed è proprio qui che il giornalista e-sportivo accoglie una nuova sfida, cercare di affrontare e narrare le nuove realtà legate all'universo degli sports che stanno ridefinendo il concetto di sport stesso. Passiamo allo sport con un'ampia pagina sportiva. Al via domani la prima di Coppa Italia che vede l'esordio della nuova società dell'Acregas contro l'Aragona, il servizio di Carmelo Lentini. Finalmente si fa sul serio. Nel pomeriggio di domenica con la Coppa Italia inizia ufficialmente la stagione per le compagini partecipanti al torneo di promozione. Occhi puntati sul match dello stadio Totorrusso di Aragona, dove si rinnova dopo alcuni anni il derby Aragona-Acregas. La compagine aragonese di mister Giordano può contare su una rosa di tutto rispetto. Di recente si sono aggregati Salvatore Trepiedi, l'esterno d'attacco Domenico Namio, l'attaccante quarantenne Rosario Genova. Per quanto riguarda l'Acregas, la rosa è stata rafforzata con l'ultimo arrivo. Si tratta di un giovane guardiapali del 2005, Daniele Cagnina. La scorsa stagione ha militato con il Bagheria in promozione, approdando in eccellenza e giudicato tra i più promettenti portieri di categoria regionale. Cagnina ha mosso i primi passi calcistici con la compagine del terzo tempo di Palermo, per poi fare esperienza con il Pontedera. Tra i professionisti il ragazzo è a disposizione del tecnico Sebbi Catania. Infine il derby di Coppa Italia di promozione Acregas e Aragona-Acregas, e fischio d'inizio alle ore 16:30, sarà diretto dalla seguente terna arbitrale. Ettore Maria Occhipinti di Enna sarà l'arbitro, con assistenti Calogero Miliotto e Pietro Bennici di Agrigento. Queste invece le altre gare in programma per l'andata di Coppa Italia, il cui ritorno a campi invertiti è fissato per mercoledì 1 ottobre. Ci sarà Casteltermini Gemini, Margheritesi Mazzara, Sommatinese Serra di Falco, e Calat Vigor Gela, Santa Croce Soccer Pro Ragusa, e Scicli Frigintini e Priolo Gargallo Atletico Megara. Si rinnova dopo qualche decennio il derby Aragona-Acregas. Due squadre in piena forma che hanno affrontato il precampionato in una certa maniera e che hanno arricchito i propri organici con giocatori di qualità. Come si prospetta questa partita, direttore sportivo Tino Longo? Sì, salve. Si prospetta come forse la partita della provincia, quindi sentita un po' da entrambe le parti. Credo che poi che la cosa più importante di questa partita è che intanto ci sia molta sportività sia da una che dall'altra squadra e che si giochi calcio, insomma, quello vero. Una gara che si prospetta dall'esito incerto, lo possiamo anche dire, ma che c'è sempre la possibilità che le cose possano rovesciarsi in occasione della gara di ritorno in programma mercoledì 1 ottobre. Le gare si giocano, si comincia 11 contro 11, qualsiasi partita poi si decide, si può decidere anche con episodi, quindi alla fine la cosa più importante è che i ragazzi restano concentrati, sanno che incontreremo tante di queste squadre. Il campionato di promozione è un campionato molto difficile, testimone l'anno scorso il Camarat, che con un blasone poi ha dovuto fare i playoff e vincerlo, e quindi noi
per tutte le squadre siamo una squadra da battere, quindi troveremo sempre squadre pronte a battagliare e lì dobbiamo essere bravi a calarci nella categoria. Ci siamo calati la dirigenza e si devono calare anche loro. Lei conosce anche i campionati, ecco, i campionati della Sicilia orientale. Ecco, tra i due, tra quello orientale e quello occidentale, ecco, solitamente si dice che c'è una grande differenza. Lei è d'accordo? Io credo che oggi la promozione si avvicina molto all'eccellenza, almeno io non l'ho mai fatta la promozione, l'ho fatta solo come calciatore, ma allora c'era la promozione e quarta serie. Adesso la promozione è diventata un'eccellenza, anche perché molti giocatori dall'eccellenza vanno a giocarsi in promozione e viceversa, in promozione vanno in eccellenza. Quindi di quella zona sì, conosco le società e anche le piazze che sono importanti, perché Noto è una piazza importante, ha fatto pure la D, ha vinto diversi campionati. Megara, Augusta, mi ricordo da sempre, è una piazza difficile da battere, ma anche Canicattini che ha fatto eccellenza. Insomma, sono tutte piazze che io conosco ma che negli ultimi 15 anni non l'ho mai incontrate, perché ho avuto la fortuna di fare l'eccellenza e la Serie D, però diciamo che poi alla fine quando entri in campo ti scordi la categoria. Presidente, domenica ad Aragona la sfida di Coppa Italia contro l'Akragas, quali sono le sue sensazioni? Ma intanto ti dico che è una sfida alquanto suggestiva, dico, se ci pensiamo bene fino a qualche mese fa era pressoché impensabile riuscire a confrontarci tra virgolette alla pari con una squadra come l'Akragas. Noi siamo ben felici di aver trovato questo accoppiamento, se non altro, come diceva il mister, ci consente di misurare, testare quella che è la potenzialità della nostra squadra, ma non tanto dal punto di vista tecnico ma quanto dall'approccio mentale che avremo all'interno dei 180 minuti. Le sue sensazioni quali sono per domenica? Ma le mie sensazioni sono molto positive perché io ho visto l'intera preparazione, i ragazzi non si sono risparmiati, hanno fatto un grandissimo lavoro, ho visto anche diversi congiunti e mi hanno soddisfatto tanto per l'applicazione, l'abnegazione, la disponibilità al lavoro e al sacrificio. Cosa chiede la squadra, cosa ha chiesto ai giocatori? Ma guarda, io ai giocatori ho chiesto sicuramente di approcciare questa gara in maniera tra virgolette spensierata, quindi loro si devono divertire, non devono avere nessun tipo di pressione perché abbiamo una squadra contornata da tanti giovani ed è giusto che anche loro iniziano a capire come si approcciano questo tipo di gare. E domenica è previsto il pubblico delle grandi occasioni ad Aragona. Sì, quello sicuramente, perché da ieri abbiamo iniziato la prevendita, stiamo avendo degli ottimi riscontri, se continua con questo trend noi contiamo già sabato di avere sold out al Totorusso. Vediamo ora le interviste al mister dell'Akragas Sebi Catania, al capitano Alfonso Cipolla e all'attaccante Giuseppe Gambino, ex di turno. Si comincia, si fa sul serio, si gioca ad Aragona. Come stai? Come sta la squadra? Sto bene, stiamo bene, ci siamo preparati abbastanza a lungo. Abbiamo cominciato qualche settimana prima rispetto alle altre, quindi non vediamo l'ora di cominciare. Finalmente si comincia con le partite ufficiali e siamo carichi e pronti. Che avversario ti aspetti? Un avversario temibile, perché comunque da parecchi anni che diciamo il gruppo è sempre lo stesso, quindi si conoscono. Ho visto anche qualche partita l'anno scorso e mi sono anche piaciuti molto, quindi sicuramente sarà una partita tosta, agguerrita, ma noi ci faremo trovare pronti. Quali sono le insidie di questa partita? Ma le insidie ci possono essere sempre, gli episodi, gli avversari soprattutto, però uno bisogna entrare con la giusta mentalità, con il giusto atteggiamento e sicuramente ci sarà una prestazione positiva. Ti aspettavi di finire nel girone D? No, il girone D no, però di solito si finiva sempre nel girone quello palermitano, trapanese, su per giù quella. Però dico, indipendentemente dal girone, per noi conta poco. L'importante è, ripeto, farsi trovare pronti e ogni domenica dare il massimo.
Mister, vigilia la prima gara ufficiale, si va ad Aragona, un bel campo, un bello stadio, ma soprattutto finalmente si comincia a fare sul serio. Come arriviamo a questa sfida? Ma è una partita importante come tutte quelle che andiamo ad affrontare. Affrontiamo una squadra forte, organizzata, che ribadisco ancora una volta, una squadra che l'anno scorso ha fatto un grande campionato e che è una società molto, molto, molto organizzata che sta facendo veramente bene. È un derby e noi ci dobbiamo fare trovare pronti perché per noi la Coppa è una competizione molto importante. Sono partite andata e ritorno con eliminazione diretta, come si gestisce questo tipo di sfide? No, le partite non si gestiscono, le partite si giocano, si pensa solamente a fare bene e basta. Poi alla fine si accetta sempre il verdetto del campo e si penserà poi a quella di ritorno. Dobbiamo pensare semplicemente ad andare in campo e a fare quello che sappiamo fare, quello su cui abbiamo lavorato, quello su cui abbiamo preparato, per cui stiamo sereni e pensiamo alla partita. Sì, si va ad Aragona, la prima partita ufficiale, era da tanto che aspettavamo questo momento. Personalmente parlando, se sono qui anche grazie ad Aragona, perché mi hanno dato la possibilità di rimettermi in gioco e grazie a loro l'anno scorso ho potuto dimostrare che ancora sto bene e me la posso giocare. Quindi per me sarà una partita importante, però ora sono qui e dobbiamo cercare di iniziare nel migliore dei modi perché abbiamo degli obiettivi importanti da raggiungere. Uno stadio nuovo con un buon Manterboso, ma che ambiente ci aspetta? Intanto lo stadio è meraviglioso, a 360 gradi, dal Manterboso, spogliatoi, tutto, perché è veramente curato nei minimi dettagli. La società ci tiene, in questi anni hanno cercato di fare lavori per renderlo agibile a 360 gradi. E l'ambiente è sempre stato un ambiente bello, i tifosi che ci tengono, quindi so che sarà così, ma spero che sarà una domenica di sport bellissima per tutti. Domani al Broccoleri di Favara il Castrum giocherà con il Milazzo, il servizio di Giuseppe Moscato. Un bel momento e un bel inizio per questa Favara targata 2025-2026. Il passaggio di turno in Coppa Italia, l'eccellente prestazione con la Regina, l'ottimo punto in terra calabra. E si va avanti, mister. Buongiorno a tutti. Questo è passato. Il passato deve servire per esperienza, per indicarti solamente la strada, ma come ci siamo detti sempre, noi il martedì dobbiamo azzerare tutto, vinto, pareggio, se abbiamo perso. Perché inizia un'altra settimana, il calcio è fatto settimana dopo settimana, deve dimostrare di essere sempre all'altezza. E allora pensiamo alla partita di domani con questo Milazzo. Sì, Milazzo è una squadra tosta come il suo allenatore, lo conoscete bene, un allenatore che io stimo tantissimo. E magari vorrebbe fare anche figura nella sua ex città. Ma sicuramente troverà un avversario che vuole fare sua la partita, sappiamo che ci sono delle difficoltà, però noi lavoriamo sempre su noi stessi, sappiamo che ogni domenica sarà sempre da battagliare minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, pallone su pallone, questo non ci sono dubbi. Dalle partite che abbiamo visto abbiamo notato che hai costruito un ottimo scacchiere in campo, le pedine stanno al proprio posto e devo dire che molto spesso in caso di necessità anche si alternano. Sì, sono molto contento dell'applicazione che stanno mettendo questi ragazzi, la disponibilità che stanno mettendo questi ragazzi. Sono molto contento di tutti e tutti dobbiamo fare il massimo. Ancora io credo che ci sono giocatori come Privitera, come Longo, che sono stati fuori e si sono rimessi in carreggiata e ci possono dare una grande mano. Sono giocatori che noi stimiamo tantissimo. Dobbiamo continuare a lavorare, mi piace questa squadra, mi piacciono questi uomini, hanno un grande ascolto, non sono i risultati che mi fanno dire questo, ma i comportamenti, quelli che a me interessano dentro lo spogliatoio, tra di loro, questa è la nostra forza sicuramente. L'allenamento di questa mattina in vista della partita di domani, che indicazioni ti ha dato? No, ma la solita, che vogliono essere tutti presenti, che vogliono essere tutti della gara, e questo è uno stimolo per il compagno che inizia la gara. Certo siamo obbligati a fare delle scelte, però dall'altra parte c'è grande attenzione, grande voglia di partecipare a questo progetto tecnico
2005-2006. È un Favara già formato o nel corso del tempo avrebbe ancora bisogno di qualche innesto? Ma in questo momento ci concentriamo su quelli che noi abbiamo, sicuramente qualche altro elemento ci farebbe comodo, però credo che tutti dobbiamo fare il massimo per disputare un grande campionato, questo non ci sono dubbi. Il primo sbagliato era nel 2025-26, però dobbiamo fare bene innanzitutto col Milazzo, poi in futuro si vedrà. Con la Regina in casa abbiamo avuto il ritorno della curva nella loro sede naturale e domani col Milazzo la curva da giallo-blu diventa anche rosa, con questa iniziativa di portare allo stadio più ragazze e più donne possibili. Iniziativa bellissima, credo che il calcio deve essere, lo sport deve essere delle famiglie, credo che il nostro pensiero molto forte della società, del gruppo squadra, dobbiamo coinvolgere tutta la città. Questa è un'iniziativa che va a intaccare, va a toccare le famiglie, le donne. Credo che dobbiamo portare entusiasmo per le nostre prestazioni, per i nostri risultati. Solo questo può ancora aumentare e dare forza alla società di fare altre iniziative. Domani quindi un solo grido, Forza Favara? Ma sicuramente sì, bocca al lupo a tutti e credo che i ragazzi sono molto motivati perché vogliamo continuare questa striscia positiva. Sì, siamo partiti forte, con la Regina abbiamo ottenuto 3 punti, scorsa domenica abbiamo fatto una buona prestazione in un campo difficile e domani affronteremo una squadra sicuramente importante, che sarà una partita comunque combattuta, ma daremo tutto per fare bene. Per te assume un significato doppio, insomma, Milazzo è la tua città. Sì, sicuramente è una sfida emozionante, incontro tanti amici domani, quindi sarà una bella emozione, quindi speriamo di fare il risultato dei 3 punti. Un Castorme Favara, insomma, che viene attenzionato un po' da tutti, anche perché siamo l'unica squadra in provincia di Agrigento in Serie D e bisogna mantenere questa posizione. Sì, anche questa è una bella soddisfazione, ci rende orgogliosi che siamo l'unica squadra in provincia di Agrigento e speriamo di fare un bellissimo anno calcistico. Ormai dicevamo diverse partite tra campionato e Coppa Italia, lo spogliatoio è allegato bene? Sì, certo, mano a mano con i nuovi ragazzi ci stiamo conoscendo, siamo un bel gruppo e andiamo tutti per un'unica direzione. L'amore e la passione per il calcio a Favara non è mai terminata. Quest'anno c'è più entusiasmo, il ritorno della curva che questa domenica assume anche un colore particolare, si tinge di rosa. È ritornato a tingersi di giallo-blu domenica con la Regina, con il ritorno degli ultra nel settore tradizionale, con il cambio settore. E la società per questa settimana, ma credo che si può estendere anche per le prossime partite, vuole tingere anche di rosa il Brucolere, un Brucolere che è rinnovato e anche più bella a vedersi. La tribuna coperta ha avuto la sistemazione già delle sedie, gli abbonamenti sono numerati, c'è una nuova organizzazione, si respira un'area diversa per questo secondo campionato di Serie D. Invitiamo tutte le ragazze, tutte le donne a venire allo stadio, a tifare Favara, a spingere anche con la passione femminile la nostra squadra, anche perché ormai notiamo che tante sono le ragazze, le donne che la domenica seguono anche con competenza la squadra di calcio, e quindi il calcio non deve essere solamente una questione declinata al maschile. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.